La fase REM è la fase più profonda del sonno dove hanno origine i sogni. Lo scorso 23 ottobre a Chioggia non si è parlato di sogni, ma di progetti ben radicati nel territorio. 6 GAL del Veneto e uno finlandese hanno lavorato insieme per portare dai sogni alla realtà il progetto Rural Emotion, o REM appunto, per cercare di promuovere i luoghi di paesaggi rurali del Veneto che spesso sfuggono ai turisti a favore delle ben più note località di mare, lago o montagna che, seppur trainanti dell'intero comparto turistico veneto, non sono l'unica perla di questa terra. Milioni di persone arrivano in questa nostra regione, arrivano nelle città d'arte, nella montagna, arrivano in pianura, soprattutto verso le coste o i laghi. Noi interessa far conoscere le aree interne, le aree rurali e in questi territori ovviamente attrarre l'attenzione di questi milioni di visitatori turisti che arrivano nella nostra regione, verso cui c'è un'attrazione che è data da Venezia, dalle città d'arte, ecco, farli arrivare anche nelle aree rurali, lungo i fiumi, nelle colline dove operano i GAL e dove ci sono molte cose da scoprire che però molte volte non sono ben conosciute, e questo è uno degli strumenti e degli obiettivi che ci siamo proposti. Sono 7 gruppi di azione locale che hanno aderito, un GAL della Finlandia, si chiama Poggioi Satakunta, che è una regione dei laghi, e 6 GAL veneti che sono tra l'altro confinanti, perché abbiamo tentato appunto con questa cooperazione di mettere in collegamento i territori limitrofi proprio per creare degli itinerari anche quindi più lunghi e quindi più appetibili anche dal punto di vista dell'offerta turistica. Noi abbiamo un problema in un nostro territorio veneto e non solo, dove abbiamo dei territori dove sono ben conosciuti e quindi sono già raggiungibili, degli altri territori che assolutamente non lo sono, e per fare questo attraverso i GAL e attraverso questi giovani che riescono a mettere in sinergia le loro attività e le nostre risorse riusciamo a fare anche questo, anche perché questo, oltre a valorizzare il territorio e quindi a farlo conoscere, sicuramente aumenta la volontà di rimanere in questi territori e aumenta sicuramente l'economia di questi territori. Abbiamo delle bellezze nell'entroterra, nei paesi che non si conoscono, ed è importante valorizzarle. È importante valorizzare anche perché questi paesi, che sono comunque paesi, soprattutto qui se pensiamo alla riviera del Brenta, molto conosciuta per le ville, ma basta spostarsi soltanto un attimo, ci sono di quei territori rurali che sono alla fine del mondo, gli argini stessi, percorsi che spesso e volentieri conoscono di più i turisti esteri che non quelli italiani, quindi attraverso questo percorso, poi con un prodotto di cooperazione che ti permette di mettere in sinergia questi territori, l'unico modo per poterli veramente far conoscere a fondo nelle particolarità che spesso e volentieri sfuggono perché corriamo tutti i giorni. Queste aree rurali, che spesso hanno trovato spazio e risalto nelle opere di artisti nati o vissuti in tali aree o nelle narrazioni di scrittori e di poeti viaggiatori, faranno parte di una grande enciclopedia online per la scoperta del territorio. L'iniziativa però non termina sul web, infatti verranno realizzati diversi punti informativi sul territorio in cui il visitatore potrà trovare tutte le informazioni necessarie per fruire del territorio e dell'offerta turistica rurale ad esso collegata. Nasce dall'idea di cercare di sostenere appunto il turismo rurale anche nelle nostre aree, considerato che appunto sono così ricche di patrimonio e di offerta e di ospitalità e di prodotti. Abbiamo pensato a questo itinerario culturale, che è una delle cose che in questi ultimi anni stanno avendo successo nell'offerta turistica. Vorremmo promuovere degli itinerari culturali tra essi collegati che consentano di scoprire questi piccoli ma grandi tesori che sono così diffusi anche nelle aree rurali. Filo conduttore di tutti gli itinerari sarà Almorò, il personaggio nato dalla china di Simona Cornacchia, vincitrice del concorso internazionale di idee Rural Emotion Comics, indetto nei mesi scorsi proprio per trovare il protagonista. In genere quando creo un personaggio cerco di documentarmi con tutte le immagini o i personaggi che più mi hanno appassionato. In particolare ho trovato molto accattivante il tipo di espressioni, di recitazione di un personaggio di un corto della Disney che è uscito recentemente, che in genere è, diciamo, la mia linea preferita. E poi, vabbè, come sempre cerco di metterci l'anima, cerco di metterci una personalità il più possibile coinvolgente quando disegno un personaggio, cerco proprio di immedesimarmi
e spero, ecco, di metterci anche qualcosa di mio in più. Questo Virgilio della situazione aiuterà ad incontrare lungo gli itinerari i personaggi famosi e le mete di ciascun territorio. I fumetti sono uno strumento per far conoscere questi nostri territori molte volte poco conosciuti e soprattutto l'obiettivo verso le nuove generazioni che sono abituati a questo strumento dei fumetti che noi speriamo sia sufficientemente accattivante per attirare attenzione. La scelta del fumetto è stata fatta per rendere i contenuti accattivanti anche ad un pubblico più giovane che, grazie al fumetto e ad una caccia al tesoro multimediale, potrà avvicinarsi in maniera attiva ai contenuti e alle peculiarità del territorio. Allora, gli itinerari ovviamente sono anche disseminati di punti di accoglienza e di informazione proprio per aiutarli. È un altro degli elementi che abbiamo cercato proprio per arricchire l'offerta di inserire all'interno del progetto è questo geocaching, che è una specie di caccia al tesoro permanente che si fa con il GIS e che è un modo diverso anche per scoprire e che può mettere insieme gruppi di giovani piuttosto che famiglie con bambini. Nella successiva fase di promozione saranno realizzate delle attività informative che permetteranno di sensibilizzare e ampliare la conoscenza degli operatori che gravitano attorno agli itinerari e di coinvolgerli nel futuro del progetto. Ci sono questi itinerari, ci sono questi luoghi dove vengono accolti, dove vengono messe a disposizione tutte quelle che sono le informative di quel territorio. Questi itinerari sono collegati tra di loro attraverso un percorso unico, avete visto prima che sarà presentato anche questo fumetto che sarà questo fumetto che collegherà tra di loro questi percorsi e permetterà proprio a capire il perché di questo e perché questi territori sono collegati tra di loro attraverso una ruralità che si ripete ma si differenzia in questo territorio. In occasione poi della Borsa del Turismo Rurale di Monselice del 2014, le offerte turistiche rurali e gli itinerari collegati verranno commercializzati grazie all'azione dei consorzi di promozione turistica individuati dai GAL Partner. Il mettere insieme anche quelle che sono le aziende di promozione turistica serve anche questo a cercare di fare dei pacchetti che indubbiamente devono riavvicinare quelli che sono i turisti, logicamente anche quelli esteri che conoscono, come dicevo prima, conoscono bene i territori, ma anche i nostri che piuttosto si spostano e i nostri territori non li conoscono.